L'Imba sarda e te puntusemus è stato questo il tema dell'incontro organizzato ieri a Nuoro nella caffetteria a Mentos, un modo intelligente per ricominciare dopo il periodo di isolamento forzato a causa dell'emergenza coronavirus, pensato da un giovane, Davide Ruiu, titolare del locale, che ha voluto dare un segnale soprattutto ai suoi coetanei e spronarli a utilizzare la lingua in tutti gli ambiti. Abbiamo iniziato con questa idea della lingua sarda per, a parer mio, quella che è un'esigenza, che è la mancanza appunto da parte dei ragazzi di portare avanti un interesse culturale, tradizionale, anche folcloristico ovviamente, della nostra terra e quindi io da ragazzo che si interessa, diciamo, ho voluto provare a fare questa cosa e nella speranza che creando l'interesse si ripresenti l'occasione e altri appuntamenti di parlarne, discuterne. Leonardo Moro, coordinatore dell'incontro, ha ribadito invece l'importanza dell'insegnamento del sardo a scuola per rivitalizzare il suo utilizzo. Sì, l'obiettivo è far sentire dal basso, se così si può dire, in realtà da Nuoro, che è un luogo insomma, di fermento culturale non da oggi, storicamente definita Atene sarda, il bisogno, l'emergenza di parlare di lingua sarda, di salvaguardia della lingua sarda, tutela, valorizzazione, implementazione, insegnamento della lingua sarda, cioè far capire alle nuove generazioni che la lingua sarda fa parte delle nostre radici, che è la nostra vita stessa, la nostra storia e quindi è doveroso coltivarne la parlata, coltivarne l'insegnamento in modo tale che abbia un futuro. Giuseppe Corongi, uno dei partecipanti al dibattito, sottolinea anche il fondamentale apporto dell'opinione pubblica nel sollecitare le azioni della politica. Io credo anche che possiamo avere una buona fiducia perché comunque l'opinione pubblica è interessata all'argomento, le leggi poi costringono la politica ad occuparsi e io credo quindi che si farà qualcosa. Del resto abbiamo anche un presidente della giunta sardista indipendentista, come può non fare qualcosa sulla lingua? L'intervista integrale la potrete vedere durante il telegiornale della sera.